60.000 veneziani non vaccinati in età lavorativa tra i 20 e i 69 anni. Tra questi superano quota 40.000 le persone che, oltre a non essere vaccinate, non si sottopongono al tampone ogni 2 giorni, come previsto. Dato quest'ultimo che racconta di un sottobosco di gente che circola liberamente senza essere monitorata. E quanto emerge dall'ultimo report dei dati incrociati della ULSS 3 Serenissima e riferito a queste ultime 2 settimane. Gli altri si perdono nei meandri della vita quotidiana. Tra queste 40.000 persone non si sa quante possono essere in cassa integrazione o lavorare a casa, ad esempio. Vero è che si tratta di un numero considerevole. Tra i non vaccinati, 20.000 dei 60.000 che ogni 48 ore si sottopongono invece al tampone, in molti casi prenotato fino a fine dicembre. Circa 20.000 sono quelle che accedono al tampone in maniera sistematica. Noi pensavamo di poterne vaccinare molte di più, però la risposta alla vaccinazione di queste persone è molto limitata. Ne abbiamo vaccinate circa 1 migliaio. Fotografie di una situazione epidemiologica che vede i casi di positività al virus raddoppiati nell'ultima settimana. Oggi 115 positivi in provincia, di cui ben 60 solo su Venezia. Col cambio di stagione, perché essendo una malattia che si trasmette per via aerea, come capita per l'influenza, diventa anche più facile il contagio anche per il Covid. Dopo il caso del bus dei turisti greci positivi, 24 su 26, a preoccupare non poco l'alto numero di arrivi turistici, registrato sempre su Venezia con quasi 100.000 presenze soltanto domenica scorsa. L'ULSS 3 corre ai ripari e cerca luoghi dove isolare i turisti, a diventare Covid Hotel l'ex casa dello studente in via Garibaldi a Venezia e sembra un piano, potrebbe essere il terzo, dell'ospedale di Noale. L'anno scorso nell'emergenza ha visto una ristrutturazione per 1 milione di euro. Dobbiamo cercare luoghi idonei e flessibili soprattutto perché in emergenza possano mettere in quarantena le persone che hanno bisogno di questo provvedimento.